Un altro dei volti nuovi della Sassari Calcio Latte Dolce 2019-2020, però persona che conosciamo tutti, calciatore con un palmarès davvero invidiabile, Giuseppe Nuvoli. Stiamo per affrontare la quarta giornata di andata di questo campionato. Le prime sensazioni in riferimento specialmente alla tua nuova società e a quello che insomma state mettendo in itinere con il vostro team. No, vabbè, ormai è già quasi 2 mesi che sono qua, le sensazioni sono, ma già da subito sono state positive, conoscevo gran parte dei miei compagni, quindi non sono stati problemi, le sensazioni positive. E ora domenica ci aspetta questa bella partita dove dobbiamo cercare di dare continuità al risultato di domenica. Dobbiamo cercare di far bene e di portare a casa i 3 punti. Un campionato decisamente, chiaramente anche se presto, noi riteniamo livellato un pochino verso l'alto, perché ci sono tantissime formazioni che ancora sono mascherate, nel senso che a parte la Turris che a punteggio pieno c'è un gruppone dove veramente può venire fuori la sorpresa. E in mezzo a queste sorprese tanti degli addetti ai lavori mettono proprio la Sassari Calcio Latte Dolce, anche se mi pare che voi invece viaggiate e stiate viaggiando insieme al vostro mister a fari spenti, nel senso molto lavoro, dedizione, insomma a vedere che cosa si riuscirà a fare. Sì, diciamo che magari dalla 10ª partita del campionato già inizieranno a delinearsi un po' i primi valori delle squadre, anche se poi magari qualche squadra che sulla carta punta per vincere, magari dove ha un po' più difficoltà, poi si può comunque ha tutto il tempo per riprendersi. Giustamente le altre squadre, i giornali un po' ci possono dare tra le favorite, perché comunque abbiamo un'ottima squadra e quindi possiamo fare bene, non ci nascondiamo, però sempre passando dal lavoro della settimana, domenica per domenica, senza mai fare programmi troppo in là. E poi l'ultimo arrivo, insomma, un gradito ritorno, un attaccante Virdis, insomma, che conosci chiaramente e che fa parte ormai di questo gruppo di giocatori, io dico di esperienza, no? Qualcuno che chiama i senatori, però io dico che poi al calcio bisogna sempre giocarlo sul campo. Sì, Francesco non ha bisogno di presentazioni, lo conosciamo e lo conoscono tutti benissimo, quindi forse era quella l'unica cosa, la ciliegina che mancava a questa squadra e siamo contenti di averlo con noi. Un ultimo escursus su quello che è il rapporto giocatore-società, perché ci piace sottolineare il fatto che questa sia una piccola realtà che comunque si muove con delle idee manageriali davvero importanti. No, la società è sempre presente qua, si fa sentire la sua presenza. Noi siamo contenti di viverli così, è una società seria che sta facendo le cose per bene e sono contento di essere qua in questa società.